E cominciamo la puntata con un grande della musica, un'icona del jazz italiano, Lino Patruno. Scusa, potevo rimanere qui. Ma a noi ci piace fare questi giochi. Ci piace. Tanto come va? Tutto bene? Bene, sono sorpreso di questo studio, di questa trasmissione, di tutti questi artisti. Ma è una realtà fantastica. Ho visto che ci sono molte telecamere, Molte telecamere. 7 telecamere, di più che alla Rai, insomma, vuol dire. Questo farà sicuramente piacere al nostro Gianni Turco. Certo. Grazie. Bravissimo, bravo regista. Ho molto apprezzato la sigla di queste Blue Dolls, che non conoscevo, che vorrei conoscere. Mi metterò subito alla ricerca delle Blue Dolls. Vedete che Mille Voci serve poi alla fine a qualcosa, certo. A farsi conoscere, a fare degli incontri importanti come questa sera. Noi ci siamo incontrati tramite MySpace con Gianni, come vedi, voglio dire, e quindi Mille Voci è stato proprio il clou della cosa. È verissimo. Complimenti per la tua voce, Grazie. Bravissimo, eccezionale. Grazie, dai. Maestro, di lei... Ma perché non mi dai del tu? Il lei è una cosa da ufficio. Scusi lei, per favore, mi prenda quella pratica. Diamoci del tu, che è molto bello. Grazie. Come gli americani. Grazie. You. Di te si sa praticamente tutto della tua carriera, o quasi, voglio dire, dalla Riverside Orchestra al Teatrino dei Gufi. Ai Gufi, ho fatto un sacco di... alle tante partecipazioni televisive, Portobello, musiche da film, sceneggiature per i film, insomma, e nonché ultime trasmissioni per Rai Sat, che sono vere e proprie lezioni di jazz. Purtroppo anche Rai Doc, dove io facevo una mia trasmissione da 3 anni, è sparita anche quella. Io una mattina volevo vedere la replica del mio programma su Rai Doc. Che cosa è successo? Che non solo non c'era il mio programma, non c'era più neanche la rete. Però avevano fatto sparire anche la rete e l'avevano sostituita con l'ennesimo canale di cartoni animati, come se non ce ne fossero già tanti, Rai Golf. Per cui il jazz è stato messo in disparte. Però devo dire che insomma, qualcosina la Rai ha fatto, nel senso che ha messo la mia trasmissione che facevo su Rai Doc, l'ha messa su internet. Quindi in qualsiasi momento chiunque la può vedere. Può vedere, scaricare magari. No, scaricare non si può, si può solo vedere. Basta scrivere www.rai.tv e poi il programma, che si va a cercare il programma, che si chiama Jazz Me Blues. Beh, c'è qualcosa, meglio che niente. Certamente, meglio che niente. Sai che il jazz è sempre messo molto in disparte da parte dei mezzi di comunicazione. Ma aspetta un attimo, questa tua poliedricità, voglio dire, musica, cioè jazzman, attore, autore, scenografo appunto, ma a cosa si deve quest'arte a 360 gradi? Io mi devo divertire. Ecco, e infatti era la domanda successiva, cioè quello che rimane impresso delle tue performance è praticamente il sorriso continuo, questo senso di divertimento nel fare appunto la cosa. Il terrore del vuoto, il terror vacui. Se non faccio qualcosa sempre, io non sono contento. Per cui anche quando sono a casa da solo, per esempio, io devo sempre fare qualcosa, ascoltare un disco, vedere un film, leggere un libro, ma devo sempre fare qualcosa che mi interessi. E poi io, tra l'altro, mi occupo solo delle cose che mi piacciono, non faccio mai dei lavori di qualcuno che mi chiede vuoi fare 40 puntate Rai, devi dirigere l'orchestra, come è successo già, di una trasmissione pomeridiana. Non lo faccio perché non mi interessa. Noi stiamo apprendendo. Stiamo apprendendo. Volevo dire, per i ragazzi che si affacciano così nel mondo della musica, comunque dell'arte, un consiglio da un grande. Ma ti ringrazio del grande, però voglio dire, oggi non è più come una volta. Quando eravamo ragazzini noi era tutto molto difficile perché diventavamo matti per poterci comprare un disco. Mi ricordo i dischi a 78 costavano 460 lire. C'era da diventare matti per tirar su 460 lire e comprare un disco che tra l'altro non sapevi neanche dove andarlo a trovare o sapere quale disco dovevi prendere.
Oggi i ragazzi di oggi sono fortunati perché hanno internet, su internet c'è tutto, c'è il mondo, c'è qualsiasi cosa. Quello che posso dire è questo: cercate di ascoltare i grandi, quelli che hanno il gran buon gusto, soprattutto quelli non di oggi, ma quelli del passato. C'è tanta gente meravigliosa. Per esempio ho sentito Tiziana Rivale che fa le canzoni di Burt Bacharach. Sì. Burt Bacharach è stato il più grande musicista della seconda metà del Novecento, il più grande musicista italiano, come Antonio Carlos Jobim lo è stato per la musica brasiliana, ma sono quelli i grandi musicisti, quelli che hanno dato l'avvio a qualche cosa di straordinario. E per me la cosa importante è che ci sia sempre il buon gusto. Questa deve essere una regola. E quindi consiglio ai ragazzi di agire musicalmente, ma avere sempre presente il buon gusto. Grazie, quindi raccogliamo veramente questo consiglio da un grande del jazz, della musica italiana, dell'arte, dello spettacolo italiano. Ora ci hai portato un video. Sì, vi ho portato un mio video di un concerto Cosa che si tratta? fatto. Allora, è un brano per banjo, accompagnato dai miei fidi musicisti batteria e contrabbasso, Gianluca Perasole e Guido Giacomini, che mi accompagnano in questo pezzo dove io suono il banjo, che si chiama Running Wild, che è quel pezzo che Marilyn Monroe suona e canta con l'ukulele A qualcuno piace caldo, in quella strampalata orchestra di donne della quale facevano parte Tony Curtis e Jack Lemmon vestiti da donna, ti ricordi? Sì, per sfuggire ai sì. gangster. Running Wild. Quindi allora ci vediamo questo video e grazie naturalmente per questa Grazie a te. partecipazione che è stata stupenda. Grazie a tutti. Grazie al maestro Lino Padruno.